Il dottor Lillo Ciaccio è venuto a mancare, ricordiamo che era il responsabile della banca del cordone ombelicale di Sciacca. Un suo ricordo, professore Di Natale. Ricordare Lillo Ciaccio significa ricordare colui che costruì, realizzò la banca del cordone ombelicale. Il cordone ombelicale veniva prima buttato, lui si accorse che invece era ricchissimo di cellule staminali, cellule importanti a combattere delicate patologie come la leucemia, e lui si adoperò per la realizzazione di questa struttura che in pochi anni diventò la seconda al mondo dopo New York, con 16.000 sacche depositate. Con questa banca del cordone ombelicale lui riuscirà a dare sangue, cellule staminali, quelle emopoietiche, ai centri di ricerca di tutto il mondo, divenendo così punto di riferimento sia per la città di Sciacca sia per la Sicilia. Ricordare Lillo Ciaccio significa anche colui con cui abbiamo realizzato il primo congresso internazionale sulle cellule staminali qui ad Agrigento al Pala Congresse. Abbiamo lavorato parecchio, lui dal punto di vista analitico-scientifico e io dal punto di vista etico-filosofico. Abbiamo realizzato questo congresso con la collaborazione anche di tanti illustre personalità come il dottor Antonio Liotta, come il dottor Pino Gramaglia, per citarne alcuni. Ricordare Lillo Ciaccio significa ricordare un uomo di scienza. Lui, attraverso la raccolta del sangue in Sicilia, si accorse di qualcosa di straordinario, una differenza nei valori tra la popolazione della città di Messina con quella di Agrigento, e capì che il terremoto del 1908 aveva modificato il DNA. Questa grande intuizione del Lillo Ciaccio portò ad una considerazione che l'ambiente modifica il DNA. Lillo Ciaccio è scomparso, è morto, e ricordare lui significa ricordare un uomo di scienza, ricordare un uomo che ha dedicato se stesso alla medicina, donando tutto se stesso, donando questa banca che è stata negli anni passati un punto di riferimento per la ricerca scientifica.